Buongiorno a tutti, sono Corrado Barbui, presidente del corso di laurea in medicina e chirurgia. In questa oretta ci siamo organizzati così. Vi faccio una breve introduzione su quello che è il corso di laurea, dopodiché 10 minuti lascio la parola a Martina Magistri, che è studentessa del 6º anno, laureanda in medicina presto, che vi darà alcune informazioni un po' più tecniche e pratiche sul corso di laurea. E la terza mini presentazione è fatta dal professor Giacopuzzi, chirurgo, docente del nostro corso di laurea, che vi darà delle informazioni su quello che potrebbe succedere, quello che succederà dopo la laurea. Se avremo tempo, dall'ufficio didattico ci sarà spazio anche per ulteriori informazioni, diciamo, di tipo tecnico. Ora io condivido lo schermo, ditemi se si vede e se ci sono problemi, dovrebbe funzionare. Ok, corso di laurea. Beh, intanto la prima informazione rapidamente, è un corso di laurea che ha circa 50 anni, nel 2019 abbiamo festeggiato i 50 anni di medicina a Verona, quindi un corso di laurea relativamente recente, ma ormai diciamo maturo, che ha alcune caratteristiche di competenze da un punto di vista scientifico. Come vedete in questa newsletter della nostra università, molti dei nostri docenti, dei docenti del corso di laurea, sono dei ricercatori importanti. Questo è importante da sapere anche per voi, perché la capacità scientifica si trasferisce poi negli aspetti didattici. C'è l'attenzione anche alla didattica, e qui vedete in questo articolo dell'Arena invece il premio che è stato dedicato ai docenti che si sono particolarmente distinti nelle capacità didattiche secondo il giudizio degli studenti. Quindi attenzione alla ricerca e attenzione alla didattica. Dopodiché il corso di laurea è un corso a numero programmato, quindi a numero chiuso, molto richiesto, e questo genera delle ovviamente prime difficoltà. Una volta entrati sappiamo che la stragrande maggioranza, il 90% degli iscritti, giunge alla laurea, e anche qui il tasso di occupazione è molto alto, è vicino al 90%. Queste sono le caratteristiche. L'accesso a numero programmato che cosa implica? Implica che bisogna arrivare il più possibile preparati. Preparati come? Beh, essenzialmente come state già facendo, cioè con i vostri studi superiori, con una metodologia di studio e quindi con una preparazione che si sta sviluppando. L'Università di Verona offre delle iniziative di formazione, in particolar modo quello che chiamiamo il progetto Tandem, e dei corsi di preparazione. Il progetto Tandem è un progetto per il cui potete avere informazioni sul sito web. L'ultima edizione è stata fatta totalmente online e essenzialmente è fatta da due possibilità: dei corsi cosiddetti standard per cui gli studenti delle scuole superiori sono esposti ai nostri docenti e alle materie che questi insegnano. Quindi per voi serve a capire se vi interessa, se vi pare che il fare medicina possa essere veramente il vostro percorso. E una seconda tipologia di corsi più centrati sui contenuti necessari per sostenere il test di ingresso a medicina. Esistono poi dei corsi estivi di preparazione al test ingresso. Vedete, questa è la pagina web dei corsi di quest'anno, e questo grosso modo è il programma. Saranno ad agosto, sono una 60ina d'ore e si concludono con una simulazione di test. Quindi anche questa è una risorsa importante per chi sta pensando seriamente di provarci. Chiedendo a chi ha sostenuto il test e chi ha partecipato ai nostri corsi se sia stato utile, come vedete la maggior parte l'hanno ritenuto utile e lo consiglierebbero. Questo è il vissuto di chi l'ha partecipato. Poi c'è un dato, come dire, numerico, che se il successo al test di ammissione è circa l'8%, quindi meno del 10% in generale, tra chi ha sostenuto il corso di preparazione
è circa doppio. Quindi sicuramente fare il corso di preparazione aumenta le chance di entrare a medicina. Una volta entrati, che cosa ci si aspetta? Beh, lo sapete, 6 anni di corso di studio, 360 crediti formativi che si traducono in 34 esami, quindi un impegno piuttosto importante per i 6 anni successivi. Si tratta di un impegno fatto da lezioni, quindi lezioni frontali, quindi seguire quello che i docenti vi diranno, ma come sapete, dato che fare il medico è un lavoro pratico, molta della didattica è formazione sul campo. Formazione sul campo significa nei laboratori, formazione sul campo significa nelle biblioteche e significa anche e soprattutto nelle corsie dei nostri reparti. Questo è molto importante perché alla fine il pacchetto di conoscenze che andrete ad acquisire sono conoscenze teoriche ma anche conoscenze pratiche. I laureati in medicina devono sapere fare i medici. Questa è una cosa importante e da qui il mix di un insieme di metodologie che vengono offerte. Il corso è organizzato in 2 semestri, come vedete in questa diapositiva. Al termine di ciascun semestre di didattica ci sono gli esami. C'è la sessione anche a settembre e vedete la riga dello studio a dire comunque sia è sempre importante mantenere un buon ritmo di studio, visto che la mole di informazioni, di conoscenze da avere è piuttosto importante. Durante i 6 anni di corso c'è la possibilità di arricchire la propria esperienza con della formazione all'estero. L'Erasmus è il programma più importante in questo senso, ma ci sono altre tipologie e questo periodo all'estero viene riconosciuto come attività formativa istituzionale, ovviamente nel momento in cui il corso di laurea ha valutato che quello che è andata a fare è coerente con gli obiettivi formativi del nostro corso di laurea. Anche questa è un'opportunità importante per chi è interessato. Una volta terminati o al termine dei 6 anni ci si laurea con una tesi di laurea. La tesi di laurea significa un progetto, di solito un progetto di ricerca clinica, di ricerca di laboratorio, a seconda delle vostre attitudini, che viene presentata di fronte ad una commissione. Mentre un tempo l'esame di Stato avveniva post laurea, oggi l'esame di Stato non c'è più. Quindi la laurea corrisponde all'abilitazione professionale. E anche le parti pratiche di tirocinio pratico-valutativo che prima si svolgeva post laurea, adesso si svolge al 6º anno. Quindi quello che voi diventate una volta laureati è sia essere medici ma anche abilitati all'esercizio della professione. Con la laurea, ce lo dirà il professor Giacopuzzi tra un attimo, non finisce tutto, perché esiste la necessità di scegliere che tipo di medico vogliamo andare a diventare. Qui a titolo di esempio ci sono le scuole di specializzazione nelle varie specialità e c'è anche la scuola di medicina generale. Questo come aspetto introduttivo generale. Ora, per andare più nel dettaglio del muoversi all'interno del corso di laurea, come vi anticipavo, passo la parola a Martina che ci racconta la propria esperienza e ci aiuta. Martina. Grazie. Okay. Buongiorno a tutti, io appunto come già anticipato sono Martina, sono una studentessa all'Università di Verona di Medicina e Chirurgia, ormai prossima alla laurea. Ho collaborato per anni, negli ultimi 2 anni soprattutto come tutor con l'Università di Verona. Oggi volevo appunto presentarvi un po' come muovervi sul sito dell'università, in particolare per andare un po' a raccogliere le informazioni che vi riguardano più da vicino. Quindi condivido con voi lo schermo proprio della pagina iniziale del sito dell'università, univr.it. Come facciamo ad arrivare alla pagina del corso? Andiamo in corsi di studio, medicina e chirurgia, corso di laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia.
Allora, come già anticipato dal professor Barbui, questo corso richiede appunto un test di ingresso per accedere. Per trovare le informazioni riguardanti il test di ingresso andiamo su iscriversi nella pagina appunto come iscriversi. E è stata appena appunto aggiornata la pagina e qui trovate un riassunto di quello che è invece scritto all'interno del bando di concorso, che vi consiglio appunto di leggere attentamente, dove troverete scadenze e procedimenti per potervi iscrivere al test di ammissione e ovviamente per conoscere al meglio qualsiasi dettaglio che riguarda il test di ingresso. In sintesi, è necessaria, che potete già appunto fare, l'iscrizione su Universitaly, e a seguito di questa, dopo l'iscrizione su Universitaly, vi verrà assegnata la sede dove svolgere il test di ingresso. Nel caso in cui vi venisse assegnata la sede di Verona, indipendentemente da quelle che saranno poi le vostre scelte all'iscrizione al test, andrete poi a iscrivervi al test di ingresso sul portale S3, proprio dell'Università di Verona. Qui trovate già i collegamenti alle pagine. Qui appunto troverete poi un breve riassunto di quello che è il bando di ammissione, che trovate comunque allegato nella pagina. Ripeto, vi consiglio di leggerlo attentamente. Allora, per quanto riguarda il test d'ingresso, appunto, il test d'ingresso quest'anno sarà il 3 settembre. Come ho già detto, potete già iscrivervi e al momento dell'iscrizione andrete poi a porre tutta una serie di preferenze, in ordine di preferenza, per quanto riguarda le sedi, essendo questo un test su base nazionale. Il test si basa su 60 domande da svolgere in 100 minuti, di cui 18 domande riguardano la biologia, che è la parte più corposa, 12 domande di chimica, 12 di cultura generale, 10 di logica e 8 tra fisica e matematica. Considerate che vi viene assegnato 1,5 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta non data e meno 0,4 per ogni risposta errata. Quindi vengono sottratti dei punti nel caso in cui voi sbagliaste la risposta. E, ecco, detto questo, è presente un punteggio minimo per entrare in graduatoria, che è quello di 20 punti, e a seguire poi è molto difficile andarvi a dire qual è il punteggio da raggiungere per poter entrare nella vostra prima scelta, ad esempio l'Università di Verona, perché ogni anno ovviamente questo punteggio è variabile. Una volta superato il test e immatricolati all'Università di Verona, potreste trovarvi davanti a quelli che vengono definiti saperi minimi o OFA. E si tratta essenzialmente di conoscenze di base che devono essere accertate dall'università per poter poi svolgere gli esami del corso. E per confermare i vostri saperi minimi, l'università andrà a vedere qual è il punteggio che avete superato nel test di ingresso nelle sezioni di biologia e di chimica. Sono necessari almeno 4 punti in biologia e almeno 3 punti in chimica per poter appunto vedere riconosciuti i saperi minimi. Se così non fosse, sarà necessario superare un piccolo esame per accertare queste conoscenze di base. Se poi appunto alcune di queste cose molto tecniche non sono chiare, potete magari porre delle domande alla fine. Questo quindi per quanto riguarda il test di ingresso. Verrà poi ovviamente pubblicata una graduatoria nazionale, quindi saranno inclusi tutti coloro che hanno partecipato al test di ingresso in Italia e a seconda delle preferenze che ciascuno ha messo verranno effettuate le assegnazioni e i ripescaggi. Comunque appunto tutti questi dettagli sono spiegati nel bando di ammissione, per questo vi consiglio appunto di leggerlo attentamente. Una volta entrati invece a medicina, appunto nel corso a Verona, e avrete davanti 6 anni di studio. Questi 6 anni sono organizzati all'Università di Verona in 2 trienni, un triennio preclinico dal 1° al 3° anno e un triennio clinico dal 4° al 6° anno. Nel triennio preclinico si inizieranno ad affrontare quelle che sono le materie di base che magari avete già studiato anche alle superiori, quindi avrete biologia, chimica e chimica biologica, fisica e statistica, inglese medico-scientifico e si inizia già comunque con lo studio dell'anatomia umana e dell'istologia. Al 2° anno le materie magari diventano nuove per voi, quindi non sono anche quelle che avete studiato alle superiori, ma inizierete a studiare genetica, immunologia, microbiologia, anatomia 2, quindi rimangono comunque ancora delle materie di base.
E al terzo anno queste rimangono appunto materie di base, ma si iniziano ad affrontare anche delle patologie che vi preparano a quello che sarà poi il triennio clinico, come medicina di laboratorio e patologia generale. Si studia fisiologia 1 e 2 e anatomia patologica. Durante questi primi 3 anni non sono previsti tirocini, ma sono comunque previste alcune attività pratiche, in particolare esercitazioni al microscopio e esercitazioni su manichini, quindi è previsto il corso di suture, il corso di primo soccorso e il corso di prelievi. Mentre dal quarto anno inizia quello che vi dicevo, appunto il triennio clinico. Nel triennio clinico si iniziano invece a studiare le materie che ci si aspetta da un corso di medicina e quindi troviamo la farmacologia, la patologia sistematica 1 e 2. All'interno dei corsi di patologia sistematica sono accolti i moduli, così vengono definiti, di cardiologia, pneumologia, nefrologia, malattie infettive, quindi diverse materie cliniche che vengono affrontate appunto all'interno di un unico esame. Metodologia clinica, che è invece un esame che spiega come visitare i pazienti, quindi come sospettare alcune patologie sulla base dei sintomi che ha un paziente. Al quinto anno si procede con lo studio appunto di materie specialistiche, tra cui anche le discipline chirurgiche, chirurgia e oncologia, ortopedia, malattie dell'apparato locomotore, ostetricia e ginecologia, materie più complesse che quindi necessitano di un esame a parte, pediatria, psichiatria, neurologia e così via. Al quinto anno è anche compreso un esame di sanità pubblica, quindi che comprende anche un aspetto di tipo più legislativo, potremmo dire. Al sesto anno si conclude invece il percorso di studi con 3 esami conclusivi che tirano un po' le somme di quello che è stato lo studio dei 5 anni precedenti, con la clinica chirurgica, la clinica medica e le emergenze medico-chirurgiche. A partire però dal quarto anno iniziano anche i tirocini. I tirocini consistono all'incirca di una settimana di frequenza nei vari reparti dell'ospedale in parallelo alle lezioni che si stanno seguendo. Abbiamo detto che al quarto anno è previsto l'insegnamento di cardiologia, l'insegnamento di nefrologia. Durante il quarto anno si frequenta una settimana, di solito almeno una settimana, anche nel reparto di cardiologia o nefrologia e così via. Lo stesso vale per il quinto anno, in cui ci sarà il tirocinio di pediatria, di ginecologia, di psichiatria. Al sesto anno invece i tirocini si vanno a concludere con quelli che sono i tirocini pratico-valutativi per l'esame di Stato. Vi abbiamo già detto appunto che il corso è abilitante. Al fine dell'abilitazione bisogna concludere questi tirocini, che consistono di 100-200 ore in area chirurgica, area medica e in area di medicina generale, quindi di affiancamento ad un medico di base. Ecco, questa è un po' una panoramica di quelli che sono i 6 anni, poi rimango a disposizione alla fine della presentazione per eventuali domande. E passo la parola al professor Giacopuzzi. Grazie mille, mi hanno fatto una presentazione eccezionale di quello che saranno i vostri 6 anni, e probabilmente alcuni di voi inizieranno già a pensare: caspita, che percorso lungo. Quindi il fatto che io mi sieda qui davanti e vi dica che il vostro percorso verosimilmente non finirà tra 6 anni, probabilmente vi aumenterà lo stato d'ansia. Però così non deve essere, perché in realtà il vantaggio enorme, no, della facoltà di medicina è che una volta che avete finito imparate, saprete fare i medici, sicuramente saprete fare i medici, e questo domani o dopodomani? Dopodomani lo sarai, e quindi sicuramente imparerete a fare i medici, però poi avrete la possibilità di aumentare le vostre competenze, aumentare le vostre specializzazioni, e quindi scegliere un percorso che sia un pochino più disegnato sulle vostre propensioni personali. Alcuni di voi probabilmente entreranno a medicina con delle idee molto chiare. Io ero entrato con l'idea di fare malattie infettive, mi trovo a fare il chirurgo, e se c'è qualcosa di cui ho molta difficoltà è la gestione proprio delle infezioni. Quindi in questi anni capirete anche che il vostro percorso modificherà il vostro pensiero di quello che sarà il futuro, ma il vantaggio è di avere questo periodo in cui studierete e in cui frequenterete i reparti, e quindi riuscirete ad avere un'idea chiara.
Dopo la laurea, quindi dovrete pensare di accedere alle scuole di specializzazione tramite un test nazionale, per cui sarà molto importante anche che il vostro percorso di studi in questi 6 anni sia un percorso esemplare. L'Università di Verona sicuramente vi preparerà al meglio per questo e vi permetterà di scegliere effettivamente quello che sarà la vostra aspirazione di lavoro futuro e anche magari, se possibile, di sede dove completare il vostro percorso formativo. Ci saranno poi 4 o 5 anni di scuola di specializzazione dove entrerete nel mondo del lavoro realmente, dove verrete integrati nelle diverse unità cliniche e dove svolgerete delle attività pratiche, delle attività cliniche vere e proprie. Però questi 4-5 anni non devono fermarsi solo all'imparare il mestiere, ma devono anche aiutarvi ad imparare ad essere i medici che un giorno, quando saranno un pochino più adulti, avranno bisogno di scegliere come formarsi, come continuare a formarsi ed informarsi. Quindi essere sempre dei medici aggiornati per tutti i prossimi secoli. Magari la medicina sarà così brillante che vivremo dei secoli. E quindi sarà importante imparare a formarsi e nelle scuole di specializzazione questo vi verrà insegnato. Vi verrà insegnato anche a leggere la letteratura scientifica e a scrivere la letteratura scientifica, perché sarà un modo ulteriore per fare critica e per poter crescere. Non solo, questo percorso vi aiuterà anche eventualmente a prepararvi alla carriera accademica, perché no? Alcuni di voi lo sceglieranno di continuare con l'università, provare a continuare con l'università per passare poi all'insegnamento, che è sicuramente un momento molto interessante e un percorso molto interessante da scegliere. In questi anni di specializzazione non passerete tutto il tempo nello stesso luogo, ma molte scuole di specializzazione hanno delle convenzioni sulla rete formativa territoriale, per cui vi darà la possibilità di frequentare altri reparti sul territorio per imparare cose ulteriori che magari la scuola di specializzazione è un po' più limitata. Se pensate all'ambito chirurgico ci sono delle ultra specializzazioni, quindi è impossibile che uno specializzando da noi impari qualunque ramo della chirurgia, ma il territorio, gli ospedali afferenti alla rete formativa ci aiutano nel formare in questo percorso. Inoltre, anche nel corso delle scuole di specializzazione ci sarà la possibilità di frequentare all'estero per poter avere anche, chissà, una connessione futura o comunque portare avanti un percorso di specializzazione ancora più ricco e arricchente. Quindi è un percorso sicuramente lungo, sicuramente interessante, però verrete accompagnati e non vi sentirete abbandonati, quindi questo secondo me è molto interessante. Okay. E io mi fermerei qui, perché sennò... Ok, grazie. Direi che una serie di informazioni sono state date. Domande? Avete scritto domande? No, nessuna domanda. Noi abbiamo adesso un'altra mezz'oretta in cui potete a questo punto parlare, se volete porre delle domande, e vediamo di darvi noi magari altre 2 o 3 informazioni più tecniche se riusciamo. Però a questo punto chiederei a voi di intervenire. Infatti, se per intervenire è possibile usare sotto, dovreste trovare la visione l'opzione domande e risposte, che proprio vi consente di appunto inviare direttamente tutte le vostre domande da lì, in modo da che così siano... Loro possono anche parlare? No. 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 Quindi diciamo che il canale di comunicazione è questo, magari è un po' scomodo dover scrivere tutto a mano, però è anche un po' più facile tenerne traccia, dato anche un po' il numero degli iscritti, ecco. Non voglio mostrare. Ha già detto. Ok, c'è già una domanda.
e chiedono, avendo una laurea precedente in professioni sanitarie, posso farmi passare gli esami e come posso capirlo? Perfetto, grazie. Adesso qua, a seconda della domanda, ci turniamo. Allora, buongiorno a tutti, io lavoro nella unità operativa didattica e studenti e vi risponderò alle domande di carattere prettamente amministrativo. Allora, per quanto riguarda la domanda relativa al riconoscimento della carriera pregressa, questa domanda trova risposta nel regolamento del corso di laurea, che è pubblicato nella sezione regolamenti del corso. Condivido lo schermo. Allora, nella sezione del corso di studio trovate una voce di menu dentro il corso che si chiama regolamenti. Qui dentro è pubblicato il regolamento del corso di studio e all'articolo 28 potete trovare un dettaglio di tutto quello che concerne il riconoscimento di una carriera pregressa. Quindi per ogni insegnamento è riportato quello che può e non può essere riconosciuto. Quindi dalle professioni sanitarie generalmente non viene riconosciuto nulla, ad eccezione dell'esame di inglese, se è stato sostenuto proprio un esame di inglese medico-scientifico. Per chiedere il riconoscimento di un'eventuale carriera pregressa è previsto il pagamento di un contributo per gli studenti che chiedono riconoscimento però in seguito a una rinuncia di un percorso precedente. Se lo studente proviene da un trasferimento in ingresso, un'abbreviazione, un passaggio di corso, questo contributo non è previsto e si presenta però solo dopo l'immatricolazione, in quanto le commissioni non effettuano valutazioni preventive delle carriere pregresse. Comunque, appunto, leggendo l'articolo 28 del regolamento del corso è possibile farsi un'idea molto dettagliata di tutto quello che non viene o non viene riconosciuto. Altre domande? E vi do un'indicazione tecnica allora che riguarda le tasse. Nel caso vi iscriviate al concorso e avete intenzione poi di matricolarvi nell'Università di Verona, dovete ricordarvi che la scadenza per la richiesta di borse di studio, di riduzione dei contributi è prevista molto anticipatamente rispetto alla scadenza delle immatricolazioni. Quindi in via preventiva chi ha intenzione poi di immatricolarsi è caldamente invitato a presentare la domanda di borsa di studio, di riduzione dei contributi entro il 30 settembre. La domanda si presenta in una sezione del sito S3 che si chiama DUB, Domanda Unica Benefici. Questo è indicato anche sul bando, ma ve lo do proprio come consiglio perché molto spesso questa scadenza sfugge, poi dopo il 30 settembre non è più possibile presentare la richiesta, anche se le graduatorie comunque degli idonei vengono pubblicate successivamente a questa scadenza. Vedo che sono già arrivate un altro po' di domande. Allora, sulla domanda dei 6 anni lascio poi la parola al professore. Rispondo sul test d'ingresso. Allora, noi non consigliamo mai corsi da cui insomma in cui iscriversi. Però appunto leggendo il regolamento per il riconoscimento della carriera pregressa ci si può fare un'idea in maniera autonoma. Ecco, noi non consigliamo mai dei corsi, non so se poi Martina vuole intervenire. Sulla domanda successiva forse vuoi dire qualcosa? Sì. Okay. Lascio la parola a Martina. Allora, per quanto riguarda un corso alternativo, sì, diciamo che
Il corso di biotecnologie è sicuramente un corso valido, in realtà anche proprio per la preparazione al test, perché se voi vedete è molto simile il primo anno di biotecnologie a quello che è il primo anno di medicina, ed è sicuramente una scelta anche molto quotata da chi non riesce a superare il test la prima volta. Ogni volta che mi viene posta comunque questa domanda, io ci tengo a precisare che allora le strade di un corso, un piano B, ecco, deve sempre essere presente sicuramente per chi vuole tentare medicina, però può prendere due strade diverse. Da un lato ci sono corsi di biologia, biotecnologie, quindi dell'ambito biologico, dove al primo anno si affrontano biologia, chimica, fisica, che permettono a volte il riconoscimento appunto di alcuni esami a seconda del regolamento che vi hanno mostrato prima, e che però formano, nel caso in cui si rimanesse poi a quel corso, perché magari anche la seconda volta che si prova il test non abbiamo mai la certezza matematica di passarlo, formano ad una professione completamente diversa. La seconda strada alternativa, diciamo l'alternativa è anche quella delle professioni sanitarie. Le professioni sanitarie, nonostante appunto vedono il riconoscimento di meno esami, perché appunto il primo anno è già molto più specialistico anche in un corso di infermieristica, quindi permettono il riconoscimento di meno esami a medicina, comunque preparano ad una professione che può essere più similare a quella del medico. Quindi la valutazione che secondo me dovrete fare sarà quella di sicuramente scegliere un piano B che vi piaccia. Se voi puntate appunto su quella che sarà poi la professione e pensate che l'aspetto invece dell'ambito delle biotecnologie e della ricerca non vi possa interessare, valutate anche le professioni sanitarie, anche se non vi vengono riconosciuti molti esami. Al contrario, se invece valutate che biotecnologie e l'ambito della ricerca è una cosa che vi possa piacere, sicuramente anche quella è una scelta alternativa. Ecco, giusto per dire che formano a due percorsi completamente diversi, nonostante comunque da biotecnologie molti esami sono riconosciuti. Per quanto riguarda invece il test che è unico tra medicina e odontoiatria, sì, nelle scelte sono comprese sia le sedi di odontoiatria che le sedi di medicina, quindi voi all'iscrizione troverete odontoiatria a Verona, medicina a Verona, odontoiatria a Padova, medicina a Padova, e voi potete metterle in ordine di preferenza, sia medicina che odontoiatria. Ecco. Ok, grazie. Vediamo se ci sono altre cose. Adesso diamo la parola. C'era una più in alto. Sì. Questa? Sì. Sulle scuole di specialità. Sì. Dopo sì. Lascio la parola. Si è già medici di base o sono necessari? No, in realtà non si è medici di base, bisogna, come diceva il professor Barbui, come aveva fatto vedere, seguire una scuola di 3 anni proprio per diventare medici di medicina generale o medici di base. Quindi in realtà comunque il percorso prevede che ci siano almeno altri 3 anni di studio e lavoro dopo i 6 anni di medicina. Ok, e guarda giù se c'è un altro. Durante i primi 6 anni è possibile solo durante... Beh, direi entro una certa misura sì, cioè quello che vi veniva detto per le scuole di specialità vale in parte anche per il corso di laurea, cioè alcuni tirocini possono essere fatti nella cosiddetta rete formativa che il corso di laurea ha, quindi non necessariamente per esempio l'ospedale di Borgo Roma o di Borgo Trento. Esiste su questo un controllo perché ovviamente questa rete formativa deve avere gli stessi requisiti formativi che vengono assicurati a Borgo Roma e a Borgo Trento. Per evitare di perdere un anno è possibile matricolarsi in un qualsiasi ateneo e successivamente chiedere il trasferimento? Domandona, Maria Chiara. Allora, è possibile immatricolarsi sicuramente in un altro ateneo, però purtroppo la richiesta di trasferimento non è così immediata, nel senso che i posti per ciascun anno, quindi per ciascuna corte, vengono programmati dal Ministero. Quindi se Verona quest'anno ha 200 posti, si matricolano 200 persone, sul secondo anno è possibile
accogliere domande di trasferimento tramite appositi bandi che vengono generalmente pubblicati nei mesi estivi, solo se si è liberato qualche posto per l'anno di corso, quindi in questo caso il secondo. Quindi non è automatico chiedere il trasferimento, deve esserci una disponibilità di posti in primo luogo rispetto alla corte di provenienza, quindi parleremo noi della corte 2021-22. In secondo luogo serve una soglia minima di crediti che devono essere riconosciuti per passare all'anno successivo al primo. La soglia minima di solito viene indicata nei bandi per i trasferimenti. Ok. Altre domande? Guarda la chat. Forse Martina vuoi dire tu, e al lato della domanda si deve segnare. Sì, quando vi iscrivete su Universitaly potete inserire tutte le preferenze, quindi tutte le sedi e il corso in ordine di preferenza. Poi vi dovete iscrivere però su S3 nella sede che ritenete la vostra prima scelta. Sì, esatto, sul portale Universitaly. Poi però ricordatevi del secondo passaggio, l'iscrizione al concorso di S3 sulla sede che avete scelto come prima scelta. Quali sono? Verona, l'Università di Verona. Quindi o nel Policlinico oppure nell'edificio accanto al Policlinico che si chiama Istituti Biologici. Sono due edifici contigui. Essenzialmente sì, l'ospedale di Borgo Roma. Ok, altre cose che vi viene in mente, Paola? Ok, allora, se non avete altre domande, vai, Chiara vi dice le ultime paio di cose e poi abbiamo finito. Per biotecnologie, sì, grazie. Per biotecnologie dovete fare riferimento alla scuola di scienze. Esatto. Biotecnologia è un corso che non è gestito dalla scuola di medicina, ma è gestito dalla scuola di scienza. Ecco, magari un ufficio orientamento all'informazione. Sì. Allora, appunto, in linea generale, tanto lo scorso anno quanto quest'anno l'accesso al corso di biologia dipendeva appunto essenzialmente dal voto di maturità e poi, vabbè, da altri criteri in caso appunto di medesimo punteggio all'esame di Stato. E anche lì dipende molto dalle casistiche, nel senso che chi non necessariamente sono entrate tutte le persone che sono entrate in prima battuta, nel senso che poi ci sono stati magari anche scorrimenti, vari ripescaggi, altro che hanno fatto sì che magari un punteggio che non era sufficientemente alto per entrare con la prima graduatoria, diciamo, poi appunto in seguito agli scorrimenti è stato fattibile. Quindi sì, di solito lo scorso anno sono comunque stati considerati dei punteggi abbastanza alti, se non erano comunque tutti sopra i 90 centesimi. Chiaramente bisogna vedere, nel senso che quest'anno, in base al numero dei partecipanti, anche in base a quello che sarà un po' il punteggio medio, potrebbero esserci alcune variazioni, solo che appunto diciamo che un po' queste stime, queste valutazioni possono essere fatte solo a graduatorie uscite, insomma. Certo. Nel senso che... Certo, non si può fare a priori. Esatto. Ok, va bene. Altre cose? Maria Chiara? Sì. Allora, sulla pagina www.univr.it/iscrizioni
trovate tutti i riferimenti che vi possono essere utili in questa fase in cui siete dei futuri studenti, degli aspiranti studenti, quindi contatti dell'ufficio immatricolazioni per problemi relativi all'iscrizione al concorso, i contatti dell'ufficio immatricolazioni, i contatti dell'ufficio diritto allo studio, il link alla domanda unica benefici, che è quella domanda di cui vi parlavo prima per chiedere le riduzioni e le borse di studio. E poi in fondo, mano a mano, potete trovare anche tutti gli aggiornamenti delle graduatorie man mano che verranno pubblicate. Quindi è una pagina unica in cui sono racchiuse tutte le informazioni che avete visto prima distribuite nelle varie pagine del sito, quindi scadenze, immatricolazioni, bandi e graduatorie. Lascio qua la pagina. Lo scrivo anche in chat. Ok, avete altre osservazioni? Mi sta scrivendo in chat, la chat la vedono tutti? Sì. Sì. Ok, la pagina web dove eravamo. Ok. Direi che se non c'è altro, non so, ufficio orientamento, ci sono altre cose che dobbiamo, secondo voi, dire? Ma in realtà no, magari ecco, potrebbe essere utile dare giusto alcuni riferimenti, diciamo, post presentazione, nel senso che appunto se anche dopo questa presentazione avete ulteriori domande o dubbi, noi come ufficio orientamento siamo comunque a disposizione per dare un po' tutte le indicazioni e fornirvi un po' anche gli strumenti per muovervi e reperirle, insomma, sia in autonomia sia anche appunto per orientarvi. Come ufficio orientamento siamo disponibili sia con i canali insomma tradizionali, quindi mail, telefono, eccetera. Da questa settimana riapre lo sportello in presenza su prenotazione, quindi se appunto avete desiderio appunto di prenotare uno sportello in presenza, c'è questa possibilità. Oppure ancora meglio c'è la possibilità di uno sportello online attivo 4 giorni a settimana con i nostri tutor d'area. I tutor d'area sono appunto studenti afferenti alle varie aree appunto disciplinari dell'Ateneo che possono fornirvi informazioni con cui potete prenotare un colloquio individuale per appunto chiedere un po' tutte le informazioni, fare anche un po' appunto fare domande, dubbi, eccetera, proprio per darvi una mano anche appunto a conoscere, a capire. Sono gli incontri completamente gratuiti, si svolgono online, quindi se avete possibilità così, ecco, magari vi copio il link direttamente in chat dove trovate un po' tutta la sintesi di quelle che sono le iniziative, può essere utile insomma anche per voi. Subito con la presentazione di quella corso di odontoiatria, tutto sentite, no? Giustamente? Sono in linea? Sì, c'è un po' l'audio che va e che viene. Forse non lo so. Guarda, prima si sente? No? Pronto? Non funziona l'audio. Si va un po' a scatti, nel senso che c'è un po' il microfono che va un po' a intermittenza. Non so come, non ho possibilità di migliorarlo però. Ok, no, adesso si sente. Allora, sono il professor De Santis, sono nel consiglio didattico del corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria dentaria, presidente il professor Massimo Albanese, di cui trasferisco i saluti all'audience. Il nostro è un dipartimento di scienze chirurgiche, odontostomatologiche e materno-infantili. All'interno di questo dipartimento è inserita l'odontoiatria
Quindi questo mi preme perché è una realtà molto chiara e interessante dell'Università di Verona, permette al corso di laurea di odontoiatria di interfacciarsi con l'altra metà del mondo medico, cioè e specificamente con il distretto testa-collo. Infatti il nostro dipartimento, l'unità operativa di chirurgia maxilofaciale e odontoiatria, in cui il direttore e anche il rettore attualmente è il centro di elezione per le ricostruzioni testali. Quindi si vive un ambiente odontoiatrico che non è solo limitato al dente, ma a tutti quegli aspetti anche corollari che sono estremamente formativi per l'odontoiatra moderno, che non si limita ormai più solo alla cura della carie, ma ha tutto un aspetto anche di prevenzione sul territorio che riguarda la diagnosi precoce dei tumori del cavo orale. Ecco. Ma prima di tornare alla spiegazione delle caratteristiche del corso di odontoiatria, faccio un breve riassunto ricollegandomi agli aspetti formali dell'esame delle iscrizioni, che è già stato molto ben spiegato dai precedenti relatori e dato anche dalla dottoressa Peretti, che saluto. Quindi anche qua, come che è diciamo la laurea gemella, diciamo, ci si deve iscrivere sul portale Universitali. Dopodiché, se si pensa di scegliere Verona come prima sede, ci si deve iscrivere al portale dell'Università di Verona, appunto l'iscrizione al corso di ammissione. Si sosterrà quindi la prova di ammissione in sede e il passaggio successivo importante è il quinto, cioè controllare la graduatoria, se si è entrati in graduatoria, sempre sul portale Universitali. Successivamente, una volta ottenuto un punteggio consono, si dovrà ricorrere all'immatricolazione, quindi formalizzare l'immatricolazione, ed eventualmente, se non si è riusciti a entrare di prima battuta, bisogna sempre controllare le graduatorie per eventuali riassegnazioni. Se andiamo bene a vedere, questi sono vecchi screenshot. Ecco, questo è il portale di Universitali, che è il portale universale appunto per tutte le informazioni che riguardano l'offerta formativa delle università. E quindi si deve, punto 1, registrarsi, successivamente procedere con la registrazione sul sito dell'Università di Verona, in caso sia la prima scelta. Eventualmente dopo viene assegnato appunto un numero utente con il suo login, quindi si può andare a accedere direttamente al portale. Qui vediamo tutti i passaggi, c'è da inserire, ma non c'è bisogno che lo spieghi io, perché è tutta una sequenza di passaggi guidati dal formulario computerizzato. Ricordiamoci il pagamento del di ammissione con il bollettino senza il quale non è possibile partecipare alla domanda di ammissione. Allora, si controlla poi ovviamente come dicevo, su Università, se
la graduatoria. Ovviamente passaggio importante, attendere una mail di conferma da parte dell'ufficio delle immatricolazioni, dove va pagata la prima rata. Quando è la prova? La prova coincide con quella di medicina, se non erro, è il 3 settembre quest'anno. E la domanda, bisogna stare attenti alle date, perché si può già procedere quindi già da adesso è possibile procedere all'iscrizione sul portale dell'Università. Ecco, vabbè, io non ho visto ancora il bando di Ateneo disponibile, comunque è possibile vederlo a breve. No, sì, è uscito un'ora fa più o meno, quindi Ecco, diciamo bene, che è ancora fresco per tutti, dato vedevo che nella presentazione precedente c'era già, ma no, è proprio fresco di stampa, per cui appena terminato questo... sul filo di lana, dai, ci siamo sempre. Allora, le domande comuni che si portano veramente ai ragazzi sono le competenze di un laureato in odontoiatria. Lo vedremo. Qual è il piano di studio accademico? Che lo vediamo. Se la frequenza è obbligatoria, no, inutile che passi suspense, assolutamente sì. Il tirocinio, anche lui assolutamente sì, va frequentato. Qual è il numero di posti? Viene sempre dal Ministero. Ultime informazioni danno 25 posti. E tra l'altro, badate bene, corrisponde al numero di poltrone odontoiatriche, quindi di ambulatori, che sono disponibili nella nostra piastra odontoiatrica. Quindi già da questo capite che lo studente ha la possibilità di accedere alla formazione non solo teorica frontale, ma anche tirocinante e clinica, okay? Con vari gradi di partecipazione appunto alle fasi operative in base all'anzianità dello studente, un po' come all'americana, in cui è lo studente dell'ultimo anno che va a fare il tutor agli anni precedenti. Ecco, ovviamente ci sono i tutor, ci siamo noi, ma vediamo appunto questo tipo di formazione piramidale sulla esperienza, che permette così al studente del sesto anno di acquisire anche un po' di capacità decisionale e organizzative. Ecco, gli obiettivi formativi è evidente preparare dal punto di vista scientifico e pratico il giovane, il discente alla professione odontoiatrica, senza escludere, non a prescindere dalle conoscenze teoriche e delle scienze di base, che sono gli insegnamenti dei primi 2 anni. Ci sarà e quindi ovviamente il punto 3, la capacità di rilevare e valutare criticamente da un punto di vista clinico dati relativi allo stato di salute e di malattia dell'apparato stomatogniatico, con tutte le conoscenze di fisiopatologia e delle patologie dell'apparato stomatogniatico e del trattamento specialistico delle stesse, in quanto non si deve sentire lo studente, il giovane che affronta la pediatria come una cosa diciamo diminuente rispetto alla laurea in medicina, perché se uno vuole approfondire tutte quelle che sono le conoscenze di patologia, vedrete che si sconfinerà facilmente in gastroenterologia, perché la bocca è un segnale
e la forte di eccesso di tutto il tratto digerente, in dermatologia per la comunanza con malattie dell'apparato della cute, con tutta la chirurgia maxillofacciale, quindi la traumatologia, l'oncologia collegata. E ribadisco ancora una volta che il primo fronte sul territorio nelle malattie orale, quindi anche del viso, è proprio l'odontoiatra. Quindi anche le capacità mediche sono sempre più richieste dall'odontoiatra sul territorio. Ovviamente le qualità umane, come per il medico, sono estremamente importanti, cioè la capacità di comunicare con chiarezza e di umanità col paziente, diciamo, interpretare quello che sta dietro appunto a una richiesta di servizio. Una cosa molto importante che forse è peculiare per il medico è il penultimo punto, cioè la capacità di organizzare il lavoro di equipe e di risolvere problematiche in tema di comunicazione e gestione delle risorse umane. Perché l'odontoiatra, soprattutto parte che poi andrà sul territorio nella libera professione, avrà un ruolo molto importante per gestire uno studio dentistico che ormai non è più monotitolare, è sempre un'equipe di professionisti che ognuno dei quali gestisce delle super specialità, no? Per cui uno studio odontoiatrico moderno si avvale almeno di 3-4 professionisti a cui aggiungono tutte quelle che sono i laureati delle professioni sanitarie, faccio riferimento in questo caso alle igieniste, che anch'esse ruotano intorno allo studio dentistico, insieme poi alla figura essenziale, centrale dello studio dentistico, tecnico. Normalmente anche questi hanno delle loro super specialità, ne occorrono solitamente almeno un paio. Quindi vedete, poi c'è tutta un'organizzazione della segreteria, 1 o 2 segretarie, dalle 2 alle 3 alle 4 infermiere. Vedete che uno studio dentistico titolare in realtà è una realtà di circa 20 persone, quindi il lavoro di equipe, saper gestire questi aspetti definiamoli manageriali, è estremamente importante. Sbocchi professionali, un po' già anticipato, il 90-95% degli odontoiatri va sul territorio con una vocazione libero professionale. Questo fa sì che, questa è una nota molto positiva, il 100% degli laureati già all'immissione sul mondo del lavoro sono operativi, non si può dire assunti, ma hanno possibilità di lavoro nelle varie realtà del territorio. Questo non esclude la possibilità di cercare di progredire in una carriera universitaria e ultimamente anche poter essere assunti nelle aziende ospedaliere. Il test di ammissione, andiamo un attimo un po' alle procedure di matricolazione. Sempre guardate il portale dell'UNIVR, guarda, ma queste cose ne abbiamo già parlato, ne hanno già parlato anche chi mi ha preceduto. Comunque, ancora una volta, la prova è il venerdì 3 settembre 2021. Il bando è attualmente disponibile da qualche ora, quindi questa diapositiva non è buona, quanto è attualmente disponibile, può essere consultato. Va bene, questi erano vecchi esempi, ma non mi dilungo più di tanto.
questo che mi interessa è sottolineare anche per noi, per l'odontoiatria, abbiamo una separazione nel programma di preparazione, quindi si ripetono queste domande, in quanto è un po' mutato rispetto all'anno scorso, il ragionamento logico è stato portato a 10, la cultura generale è adesso 12 e fondamentale risulta biologia e chimica con fisica e matematica con 8 domande. Mi sembra che siano 25 per Verona. Tutto dovete fare riferimento sempre al bando. I saperi minimi sono già stati descritti ma mi ribadisco per chi si fosse collegato solo ora. Allora abbiamo che bisogna garantire un minimo di risposte in due campi specifici, cioè la biologia e la chimica, e punteggi che non devono essere inferiori a 4 per la biologia e inferiori a 3 per la chimica. Quindi se non vengono, uno è ammesso ma non ha raggiunto comunque i valori nei saperi minimi, dovrà fare dei test di recupero. Come vengono conteggiate le risposte? 1,5 per ogni risposta esatta, meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata e 0 per ogni risposta non data. Quindi ho riportato quella che era una graduatoria dei punteggi, quindi se ovviamente varia anno per anno, ma vedete che in graduatoria è richiesta una buona performance. Evidentemente bisognerà controllare sempre sul portale l'eventuale graduatoria e attenzione sempre a, ecco qua vedete quello che può per odontoiatria sono 25 posti, qua va bene, insomma sono le solite cose da seguire sul portale. E chi non supera il test d'ammissione, controllare per gli eventuali ripescaggi, perché ci possono essere degli spostamenti a medicina, rinunce, eccetera, quindi bisogna controllare la graduatoria e eventuali possibilità di ripescaggio. Per i trasferimenti, ecco, se potete chiedere delle precisazioni anche alla dottoressa Peretti, che è molto esperta di queste cose. Comunque brevemente i trasferimenti sono legati alla disponibilità di posti negli anni successivi. Cioè, se al secondo anno vengono a cadere dei posti per rinunce, quindi si creano dei posti vacanti, ecco che si aprono delle prospettive per candidati a trasferimento da altri siti. In caso contrario, evidentemente i trasferimenti, non sono, anche se richiesti, non possono essere accettati. Ecco, se uno è iscritto al primo anno in un altro corso, ecco, può chiedere di presentare e sostenere gli esami di chimica per poi eventualmente vederseli riconosciuti una volta l'anno successivo, se si augura, e si riesce a entrare appunto nel corso di odontoiatria. Ecco, ovviamente dipenderà appunto dalla graduatoria, la missione della graduatoria. Piano didattico, ecco, sono 6 anni. Vediamo un po' quelli che sono i percorsi anno per anno. Vediamo il primo anno, come vedete, sono di base, scienze di base. Già al secondo anno comincia a esserci un insegnamento
specifico della nostra area, cioè i principi di odontoiatria, che viene un po' spiegato come è la preparazione del campo operatorio, la disinfezione e tante cose propedeutiche alla parte clinica, che inizierà finalmente al terzo anno con già la diagnostica per immagine, la radioterapia ha già una parte di odontoiatria, e poi vedete materiali, cioè dove si spiega i materiali dentali e tecnologie protesiche, che è un esame molto impegnativo, perché gli studenti, essendo il primo impatto con la materia, e in effetti non posso essere d'accordo con i miei studenti, perché io ho un background di medicina, sono laureato in medicina, e venni in questo dipartimento molti anni fa per la chirurgia maxilofaciale. Il vecchio capo del dottore, che era molto serio, disse: no, tu prima devi capire il dente, perché il dente è il centro della bocca e del viso. E questo mi sa la specialità di odontostomatologia. Ancora lo ringrazio per questo suo insegnamento, e dopo feci una xilofacciale. Quindi mi ricordo che all'inizio, venendo da medicina, l'impatto con tutti quelli che erano la merceologia, i materiali di odontoiatria, ho avuto una difficoltà. Infatti i materiali dentali rispecchia questo che è l'impatto questo corso di laurea. Quindi diciamo che materiali dentali e tecnologie protetiche al terzo anno è uno scoglio molto importante, che va superato con grande impegno, non va sottovalutato, perché dopo, se si resta indietro con questo esame, che è molto grande, tra l'altro, perché sono due moduli, non si riesce poi a stare al passo. Infatti, contemporaneamente c'è anche scienze mediche questo anno, un altro insegnamento molto importante, molto grande. Quindi è un anno un po' fondamentale per il proseguimento della carriera dello studente. Il quarto anno si comincia a fare sul serio con l'odontoiatria, abbiamo la chirurgia orale, specialità, diciamo, le discipline odontostomatologiche, quindi tutto quello che è la somma del sapere odontoiatrico, la neatologia, che è la funzione della masticazione, che anche questa ha una connessione molto forte con la fisioterapia, okay? Perché non si può prescindere da una buona dello scheletro, della muscolatura, delle articolazioni, senza una buona funzione dell'apparato stomatognato, in quanto un malessere a livello neatologico, una patologia che viene definita discendente, va a interagire e nuocere a tutto il sistema scheletico muscolare. Abbiamo la neurologia, la psichiatria. Quinto anno si continua con tutta la parte odontoiatrica, con la pedodonzia, cioè i bambini, l'odontoiatria restrittiva, l'ortodonzia, cioè l'allineamento dentale, la cura delle gengive, la maxillofacciale e la protesi, un fulcro fondamentale dell'odontoiatria, cioè la ricostruzione degli elementi dentali. Il sesto anno è interessante perché è estremamente clinico, si fa, perdonatemi il termine, una riflessione, un ripasso, una incorporazione per i vari saperi appresi negli anni precedenti in questi esami, che sono delle somme, si passa il termine dei riassunti,
di quanto ha preso, con la prova finale evidentemente il testo. Di laurea, la modalità di frequenza obbligatoria almeno il 75%, e vorrei concludere presentando le sedi. Allora questa è una vecchia foto, quando ancora non c'era la nuova struttura. E noi siamo sulla destra nei poliambulatori al pian terreno e al primo piano. Il pian terreno che vediamo qua è la parte clinica operativa, al piano superiore abbiamo le aule. Ecco, qui vediamo ancora meglio in questa slide la nostra sede. Abbiamo una segreteria degli studenti, un personale tecnico-amministrativo dedicato all'odontoiatria. Un esempio di aule, abbiamo la bellezza di 5 aule più una sesta aula per il tirocinio pratico. Abbiamo anche un'aula informatica e un'aula didattica dove lo studente si può ritirare a studiare. Queste non sono in comune con la medicina, ma sono specifiche delle eventi. Ecco qui, questo è il nostro fiore all'occhiello, è la nuova aula, noi la chiamiamo aula manichini, e ogni studente, sono 25 le postazioni, ha la possibilità di avere un manichino, simulare tutte le operazioni odontoiatriche. Infatti, se a ben vedere, abbiamo tutti i manipoli dell'odontoiatria funzionanti con aspirazione, acqua, tutto quanto. Una lampada salitica, uno schermo dedicato a ogni studente che può vedere quanto fa il tutor o il docente sul manichino alla poltrona. Abbiamo anche una cattedra, qui vedete tutte le 25 le presentazioni anche sono a norma Covid, con quale si possono anche qui c'è una telecamera che filma eventuali operazioni fatte al banco, come avviene a spiegare quelle che sono tutte le procedure di tecnologie protette. Lo studente può vedere direttamente. È dotato anche di ovviamente di presa corrente per ricaricare il cellulare. Abbiamo anche un laboratorio odontotecnico affiancato dove si possono vedere le procedure del laboratorio odontotecnico, uno studio fotografico, qui vediamo l'accesso all'odontoiatria chirurgia maxillofacciale, una logica distribuzione dei pazienti, quindi c'è un triage iniziale per cui vengono indirizzati nei vari settori e ogni settore corrisponde a una specialità e diciamo a dell'odontoiatria che poi corrisponde a un determinato insegnamento. Quindi c'è il settore di periodonzia per i bambini, quindi c'è il settore di ortodonzia per i pazienti per l'allenamento dei denti, quindi con quindi frequenza e poi esame di ortodonzia, chirurgia orale, frequenza, tutoraggio e poi esame con i pazienti, quindi è molto organizzato secondo non solo le esigenze dell'ospedaliere, ma anche delle abbiamo una sala sterilizzazione apposta dedicata, una biblioteca digitale e siamo anche moderni per quanto riguarda tutta la materializzazione del mondo medico, in questo caso siamo
insomma, voglio all'avanguardia con tutte quelle che sono le tecnologie per la prototipizzazione e la chirurgia sotto guida digitale. Qui possiamo vedere un sistema modernissimo che può essere impiegato sia la navigazione in chirurgia plantare, guardando non più il paziente ma il computer. Ovviamente c'è tutto un sistema che non sto qua a spiegare, che permette di interpolare il viso del paziente, la scansione del viso, la TAC con ovviamente l'aiuto guarda il paziente, ma il primo chirurgo si regola con il monitor. Qui vediamo ovviamente tutti gli strumenti elettronici non digitali. Alcune poltrone, qui vediamo la pedodonzia, l'endodonzia, la sala chirurgica. Ne abbiamo ben 3 di salette chirurgiche per la chirurgia orale. Abbiamo un sacco grazie alla fama internazionale del nostro direttore, professor Francesco Mancini, abbiamo collegamenti e contatti con università di tutto il mondo, vedasi Erasmus o tirocini di tutti i tipi. Possiamo fare delle riflessioni riassuntive e poi abbiamo la possibilità di trovare lavoro dopo l'abilitazione professionale, assolutamente sì, sembra una margherita 100%, ve lo assicuro, addirittura devo trattenerli con l'ancora i miei studenti all'ultimo anno perché già hanno chiamate in giro, anche possono, scalpitano perché veramente sono richiestissimi, soprattutto quanto nostro, Università di Verona, sempre riferito dai miei ex allievi, quando dicono che vengono dall'Università di Verona, anche di altre città, vengono arruolati subito nei vari studi o nelle cliniche perché fa fede la preparazione che diamo. Una professione molto tecnica, assolutamente sì, richiede ottime capacità manuali, anche se ribadisco, se uno è una persona metodica, molto preparata teoricamente, con la dedizione riesce a imparare dei protocolli e ottenere degli ottimi risultati. Perché chi ha una capacità manuale di base è un po' avvantaggiato, ma le tecniche sono molto precise, molto protocollate e tutti possono arrivare. Ampia varietà di discipline e specializzazioni, assolutamente sì. Non voglio dimenticare che l'offerta formativa continua dopo, abbiamo un master in chirurgia orale e implantologia che dirigo, abbiamo una specialità in chirurgia orale che permette appunto di approfondire le tematiche della chirurgia orale. Possibilità di lavorare come libero professionista, l'ho detto subito, deve essere l'odontoiatra, ormai più non è un mero esecutore, ma deve essere un manager con capacità organizzative. La disciplina è in continua evoluzione, anche nell'ingegneria digitale, l'odontoiatria e l'Università di Verona è all'avanguardia. La formazione di base è quella del settore medico, anche questo al punto 7 ci vuole forte motivazione personale, il successo non può dare nessuno se non la persona coinvolta. Fa da sé, fa per tre, ma aiutato, ma se non c'è forte motivazione nessuno ti può portare senza la volontà. Buone capacità comunicative assolutamente sì, si interfaccia come ogni medico con una persona, con il paziente. Gli aspetti, quelli deontologici, sono all'ordine del giorno, sono di importanza. Si tende a migliorare la qualità di vita del paziente, assolutamente sì, tutti abbiamo
voglia dire un male di denti, possibilità di interazione con la disciplina maxillofacciale via orale, e qui ai massimi livelli con un direttore che è uno dei più importanti nel settore della chirurgia maxillofacciale più importante in Italia e al mondo. Con questo vi ringrazio, grazie per l'attenzione e sono pronto qui per rispondere alle domande. Allora, appunto, ringraziamo il professor De Santis per la presentazione. Se ci sono appunto domande o altro relativamente al corso, così potete appunto usare la funzione domande e appunto anche la chat. Vedo che c'era ancora una domanda arrivata prima all'inizio della presentazione. Chiede un secondo. Eccolo qui. Dice: se non si riesce ad entrare ad odontoiatria, ma a medicina sì, consigliate di procedere con medicina e riprovare l'anno seguente a rientrare in odontoiatria, gli esami sarebbero convalidabili. Diciamo che dipende. Prego, se rispondete voi meglio, o la Peretti che sì, o Righetti risponda a lei, non è. Allora, posto che allora lì dipende ovviamente molto da quello, insomma, che un po' quello che dice un po' il regolamento del corso, eccetera, però sì, effettivamente per queste cose sarebbe meglio magari interpellare direttamente la segreteria, magari dopo vi lasciamo i contatti, nel senso che anche lì dipende molto anche da un po' dagli esami, dai programmi e tutto, e è vero che il regolamento del corso di odontoiatria non è, a differenza di quello di medicina, così rigido per quello che riguarda il riconoscimento, per esempio, dei corsi delle professioni sanitarie, e dice appunto genericamente che comunque i crediti saranno visionati dal collegio docenti, però appunto per sicurezza per queste cose sarebbe meglio rivolgersi alla segreteria didattica, magari dopo in chat vi lasciamo direttamente i contatti, ecco. Ma c'è ancora, è in linea la dottoressa Peretti? O? No, si sono staccati prima. Non vorrei dire cose inesatte, ma so che molti esami vengono riconosciuti se sono da medicina, perché chiaramente medicina è più ampia ancora, quindi vedo che ovviamente noi siamo sono nel consiglio didattico, quindi spesso approviamo l'iter formativo da chi viene da medicina, ecco, capito? Ecco, una cosa che però va sottolineata è che la frequenza non viene riconosciuta, quindi se ci sono delle ore di tirocinio, ecco, quelle vanno effettuate, no? Non vengono abbonate, diciamo. Certo. Quindi chiaramente il mio consiglio è sì, se uno è iscritto al primo anno a medicina, assolutamente sì, l'anno dopo, assolutamente. Ecco, magari ripetiamo anche qui, come per medicina, anche per odontoiatria c'è comunque la regola che il passaggio al secondo anno può avvenire solo in caso di effettiva disponibilità di posti, per cui se in una corte, in un anno accademico, vengono appunto ammesse 25 persone, qualora alcuna o più di queste dovesse insomma ritirarsi, così ci potrà essere un trasferimento, in modo però che per ogni anno rimanga il numero stabilito dal ministero, ecco. Se non c'è 6 posti, purtroppo Verona riempie sempre tutti i posti, è difficile ottenere trasferimenti da altre sedi. Forse la domanda era però se io cioè sono entrato a medicina e voglio rifare l'esame di odontoiatria, forse. Beh sì, c'è anche quella possibilità, nel senso che in quel caso si entrerebbe nella corte dell'anno successivo. Sì. Ok, allora questa la consideriamo come
risposta. Se appunto nel mentre ci sono anche ulteriori domande, ecco, al solito potete usare la funzione delle domande e risposta o anche quella della chat, insomma, come preferite. Sono stato un po' breve sulla parte amministrativa, ma c'è sul sito tutto quanto, insomma, non è che volevo ripetermi troppo. E quello sì, poi anche per odontoiatria valgono le cose dette prima, nel senso che in caso appunto di domande o altro, se avete necessità, potete considerare l'ufficio orientamento come primo contatto e anche appunto per avere le informazioni essenziali, anche insomma per i bandi, per i programmi, eccetera, e anche fare riferimento ai docenti. Quello parlare ancora mentre aspettiamo. Fanno domande. Posso raccontare ancora qualcosa? Abbiamo un Erasmus sempre o con la Finlandia o con la Germania, abbiamo un sacco di contatti. Cerchiamo di organizzare anche congressi nelle attività elettive, possiamo fare, organizziamo appunto delle iscrizioni ai congressi in modo che lo studente possa partecipare, entrare già nel mondo del lavoro, a prendere contatto con i professionisti. Siamo veramente in un rapporto allievo docente, un po' come nelle botteghe artigiane, cioè proprio che veramente, essendo pochi, sono solo 25, capitemi bene, abbiamo la possibilità di seguire con attenzione gli studenti. Ok. Però non troppo, insomma, lavorano alla poltrona. Certo. E vedo che c'è una domanda, Sì. anonima, chiede se il tirocinio inizia già dal primo anno. Dal secondo anno avete già una parte di pratica, non in clinica, ma propedeutica alla clinica. La clinica inizia al terzo anno, con la frequenza delle urgenze. Le urgenze odontoiatriche sono veramente una palestra perché si vede veramente di tutto, dal trauma maxillofacciale al tumore, alle benigne, alla carie, alle infezioni dei denti. Quindi già dal terzo anno si entra operativi. Ok. C'è ancora una domanda, è quella di prima. Sì, è quella di prima, quella del primo anno. Ok. E se ci sono, sì, insomma, altre domande così, insomma, abbiamo ancora 15 minuti, quindi insomma c'è spazio. Ok. Per correre un attimo. C'è un'altra domanda, arriva, ecco adesso, ecco che arrivano. Dunque, la prima chiede, potrebbe ripetere le specializzazioni che ci sono dopo i 6 anni, quindi diciamo i percorsi. Allora, avendo noi la specialità di chirurgia maxillofacciale per medicina, abbiamo per odontoiatria solo chirurgia orale. Solo non è diminutivo, ma abbiamo solo chirurgia orale perché le specialità per odontoiatria sono
anche ortodonzia, che non abbiamo, e odontoiatria generale, ok? E pedodonzia, cioè quella dei bambini. Però Verona, proprio per la sua specificità, il suo DNA chirurgico, ha la maxillofacciale e la chirurgia orale. Chirurgia orale, vi spiego magari meglio la differenza con la maxillofacciale. Diciamo che la maxillofacciale include, oltre alla chirurgia orale ovviamente, anche la traumatologia, che non dentale, ma delle ossa del viso, quindi, e tutta la oncologia, ok? Mentre la chirurgia orale comprende tutte le branche che escludono quelle che ho detto, cioè quindi cura delle malattie, delle patologie benigne, la chirurgia parodontale, quindi la cura delle gengive con tutti i tipi di interventi, l'implantologia, tutti gli interventi di ricostruzioni delle basi ossee, cioè gli innesti ossei, gli innesti gengivali. Possiamo chiamarla, potrebbe essere una microchirurgia del distretto maxillofacciale. Ovviamente tutta l'exodonzia prende la chirurgia, l'estrazione dei denti del giudizio. Quindi estrazione dei denti, implantologia, impianti nell'osso per capirci, interventi alle gengive, ok? Per spiegarmi chi non è tecnico del mestiere, e appunto tutti gli innesti ossei che possono essere anche a prelievo da distretti extraorali. Se uno è medico, se uno non è medico, può impiegare anche innesti prelevati ad esempio dalla cresteria, da qualunque altro posto, ma il prelievo deve essere eseguito da un medico. Vedendo abbiamo la chirurgia orale. E poi esiste, che però è solo per 3 persone all'anno, normalmente definita dal Ministero, esiste la possibilità di un master in chirurgia orale e implantologia della durata di 2 anni, che diciamo è un'offerta come ogni master per il pubblico, per chi non è più diciamo, tra virgolette, nella sfera formativa dell'università, ma è già un libero professionista e vuole accedere o riaccedere all'ambiente universitario con corsi collettivi magistrali di 2 anni, che sono estremamente pratici e formativi per un funzionamento delle tecniche. Quindi un master e una specialità. Con la specialità si può accedere poi eventualmente, se uno aggiunge un dottorato di ricerca, anche a una carriera universitaria. Ok. Forte motivazione. Se non c'è quella, ragazzi, va bene. Avanti la seconda. Ok, in realtà è sempre legata abbastanza a questa, nel senso che chiede comunque la preparazione alla fine dei 6 anni rende abili e capaci in tutte le varie attività di un dentista, interventi, impianti, eccetera, eccetera. Allora, guarda, come vi dicevo, 100% è una statistica anche nazionale, quindi per il Triveneto è così. 100% lavorate appena usciti. Che cosa? Ovviamente le cose meno, tra virgolette, pericolose. Quindi la conservativa, cioè la cura dei denti, mi esprimo anche con termini non medici perché ancora i ragazzi sono giovani, ecco, la cura delle carie, cioè, e la cura delle infezioni sempre legate ai denti. E poi tutta la sfera della profilassi e dell'igiene. Questo di solito è una carriera dei primi 1-2 anni. E si sceglie uno sviluppo diverso se uno vuole avere una super specializzazione in chirurgica, seguirà o accederà
alla chirurgia orale o accederà al master. Okay? Se è una specialità o alternativa c'è il master che è un po' più breve, no? Sono 2 anni e l'impegno è diverso perché il master impegna 2 mattine alla settimana. Ovviamente il percorso in chirurgia orale impegna almeno 4 giornate, quindi è molto impegno. Quindi la base uguale per tutti, cioè primi anni conservativa, cura dei denti, in poche parole, igiene, eccetera. Poi si sceglie o una branca chirurgica o una branca ortodontica, cioè l'allineamento dei denti, che quella lì è una super specialità. Chi fa quella, se la vuol fare bene, il resto non sarà in grado di farla ad alti livelli. Quindi un po' come medicina, che se uno fa il nefrologo difficilmente può fare il chirurgo generale, okay? Perché veramente anche in odontoiatria la specializzazione è talmente alta e l'aggiornamento è così rapido e intenso e calzante che non si riesce a essere dei tutologi, in poche parole. Infatti questo poi sono le 2 grandi branche, la chirurgia orale, l'ortodonzia, cioè l'allineamento dei denti, e la terza è quella che in Germania esiste ma da noi non c'è, quella del cosiddetto odontoiatra generico, ecco, che non è sminutivo. Il termine generico non significa che sa fare un po' tutto, ma non bene, ma invece sa fare molto bene quelle che sono le parti di protesi, cioè le capsule, come si dice, che sono invece il termine esatto, le corone dei denti, tutta la protesi sui denti. Questo è il terzo ambito, capito? La realtà di un dentista che sa fare tutto non esiste già più, ok? Quindi sarà dopo nel curriculum successivo seguire le varie attitudini, affinità elettive, no? Quindi se uno vorrei fare ortodonzia non potrà stare a Verona, dovrà dirottare su Padova e su altre sedi, per esempio. Devo aver risposto. Perfetto, allora, appunto, magari abbiamo ancora un po' di tempo se ci sono ulteriori domande o altro. Quindi, appunto, se avete domande o così via, sapete che appunto potete approfittarne. Abbiamo anche il corso di igiene, sempre affiancato, quindi abbiamo tutte le realtà del mondo odontoiatrico a noi e che si interfacciano tutti i giorni con noi, quindi la figura dell'odontoiatra, del chirurgo maxilofaciale, dell'igienista e anche dell'odontotecnico, ovviamente, che è un partner fondamentale dell'odontoiatra, no? Quello sempre mi esprimo per i giovani, quello che costruisce i manufatti, cioè le dentiere, le coroncine, gli scheletrati, che sono degli apparecchi che usiamo noi. Ecco. L'ottico per l'oculista, per capirsi, no? L'oculista fa la visita, fa le ricette e poi l'ottico fa gli occhiali. Insomma. Ok. Stiamo anche, ma faccio un appunto, devi un attimo, ma tanto mentre aspettiamo, oltre alla laurea in igiene, adesso si sta è al tavolo di lavoro anche una magistrale per le professioni sanitarie e tecnico-assistenziali, una magistrale appunto che permetterà anche ai laureati in igiene, che è una delle professioni sanitarie e di questo settore disciplinare, di accedere a una magistrale, quindi poi si è bloccato tutto. Ecco.
stiamo istituendo anche una magistrale sulle professioni sanitarie per permettere poi a chi fa l'igiene, la laurea triennale in igiene di accedere a una magistrale, quindi ambire a delle assunzioni in ambito amministrativo, in aziende pubbliche e private, o accedere a una carriera formativa di docenza. Ok. Spero di non aver detto cavolate. No, no. Direi che è stato Un'impronta un po' fatto più bene. personale, insomma, non troppo Mm-mm. specifica per... Certo. Allora magari direi che se non ci sono altre domande potremmo un po' concludere la presentazione e ovviamente se appunto se poi ci sono ulteriori domande, dubbi, altre cose avrete insomma tutti i Ci nostri sono Daniele.desantis@uniguerra.it e sono qua, Mm-mm. Certo. trovate. Ok, ottimo. Allora, appunto, ringrazio di nuovo il professor De Santis per Prego. la sua Grazie a voi presentazione. per l'assistenza. Esatto. E appunto, qualora aveste ulteriori dubbi, domande, eccetera, sapete come trovarci. Se vorrete anche seguire altre presentazioni nel corso dell'Open Week che sta iniziando ora, insomma, ci rivedremo in tale contesto, ecco. Va bene? Ottimo. Grazie a tutti, arrivederci, buona giornata.